Due persone iscritte nel registro degli indagati. La procura di Padova ha riaperto il caso dell'omicidio di Matteo Toffanino, ucciso a 23 anni la sera del 3 maggio del 1992 in via Tassoni alla Guizza mentre rincasava dal mare con la fidanzata, anche lei ferita nell'agguato. Da sempre si sosteneva che il giovane fosse stato ucciso per uno scambio di persona. Aveva la stessa macchina di un pregiudicato che viveva proprio davanti all'abitazione della fidanzata Cristina Marcadella. La donna in tutti questi anni, insieme alla famiglia Toffanina, ha sempre chiesto giustizia per Matteo, visto che all'epoca, dopo le indagini preliminari, il procedimento a carico di ignoti venne chiuso. 6 anni fa, in occasione del 25° anniversario della morte di Matteo Toffanin, in un'intervista ai nostri microfoni, Cristina Marcadella chiedeva proprio la riapertura dell'indagine. E io né lui avevamo niente a che fare con la malavita o la mafia. Quindi ho deciso di intraprendere questo cammino perché se ne parli o se ne riparli e perché eventualmente vengano anche riaperte le indagini. Oggi gli investigatori stanno nuovamente seguendo la pista dello scambio di persona e proprio in queste ore il pubblico ministero sentirà quella che si ritiene essere la vittima designata dell'azione del killer, Marino Bonaldo, 70 anni, pregiudicato, sospettato di essere stato all'epoca in affari con la banda di Felice Maniero, sia nel traffico di droga che nelle rapine. All'origine dell'agguato ci sarebbe stata proprio una partita di droga mai pagata. I due possibili assassini di Toffanin sono due padovani, entrambi sono indagati per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Gli investigatori sono arrivati a loro grazie a nuove testimonianze raccolte. Nei giorni scorsi anche la fidanzata, che per tutto questo tempo non si è mai arresa, è stata nuovamente sentita dai magistrati. Perché non è giusto che